Quando ho deciso di fare un corso di ballo, innanzitutto cercavo anche, oltre al movimento, oltre anche come attività fisica, anche socializzare con le persone, insomma, staccare la spina della routine del lavoro, come anche come antistress, eccetera, eccetera. Io praticamente, avendo un'esperienza di scuole anche precedente a Chi si baila, però non avevano una sede fissa, quindi poi c'è stato anche il fatto del Covid, le lezioni andavano fatte in discoteca, poi la discoteca è chiuso, quindi mi sono trovato un po' spaesato. E quindi dopo su internet, su Facebook, sui social, un po' dappertutto, e anche perché me l'hanno consigliato, ho trovato questa scuola a Chi si baila. Dopo, non so, è stato anche il momento giusto, non vedevo l'ora di iscrivermi e quindi ho chiamato il titolare e sono andato subito là, mi sono trovato subito bene, anche perché c'è una sede fissa e quindi siamo come se fosse una famiglia, insomma, c'è una sede fissa e mi trovo molto bene. In questa scuola dopo ho trovato, diciamo, anche di più delle aspettative, nel senso che oltre una situazione fissa, dopo c'è stata anche più cose da fare, tipo la pratica guidata, che in altre scuole non c'è. Allora questo è molto importante, perché la pratica guidata praticamente viene fatta anche assieme agli altri degli altri corsi, assieme agli altri alunni di altri livelli, quindi ci troviamo tutti a socializzare assieme e quindi si impara di più, ci si diverte di più e diventa sempre più entusiasmante, c'è sempre una marcia in più, diciamo. Chi si baila ho trovato un metodo di insegnamento che funziona, perché in poco tempo si parte dalle basi, proprio da zero, e quindi anche se uno ha fatto qualcosa, comunque non è tempo perso, però parte anzi avvantaggiato e praticamente anzi acquisisce un movimento in più, acquisisce un metodo più disinvolto e migliore. Questa scuola Chi si baila, senza dubbio, essendo che io da 2 anni che sono qua e avendo precedente, diciamo, esperienza di altre scuole, in questa senza dubbio mi sono trovato meglio delle altre, quindi acquisendo esperienza giustamente dopo si va a capire le dinamiche delle scuole, se sono serie, meno serie, se sono continue, se c'è un rapporto, se veramente si può fare un passo in più e continuativo e sempre, cioè anche cercando sempre di migliorarsi e di crescere. E per fare ciò bisogna avere una sede fissa, tipo come questa Chi si baila, e insomma loro ti mettono, c'è uno staff che a completo che ti mette a tuo agio e quindi piano piano impari e vai, non puoi fare altro che migliorare con il tempo. Quindi io questa scuola la consiglio a tutti, perché inizi e non smetti mai di ballare, ti appassioni sempre di più. Quello che mi sento di dire appunto è che mi sono trovato bene e stimola a non mollare, perché comunque si conoscono sempre più persone, si socializza sempre di più e questo senza dubbio ti aiuta a crescere, ti aiuta a non mollare e ti rafforza conoscendo altre persone. Cioè nel giro di 2 anni parti che all'inizio ti sembri spaventato, chissà che cosa, dice vado, non vado, però dopo una volta andando, soprattutto la pratica guidata e socializzando con gli altri livelli, tutto quanto, praticamente non smetti più, perché se sempre a qualcuno o a mano che passa il tempo trovi sempre più gente che ha voglia di ballare, e quindi se manca qualcuno ne manca uno e ce ne sono 10. Quindi anche se tu non vuoi andare, gli altri ti dicono vieni, alla fine
sei costretto ad andare, e tu quindi diventi sempre più forte e non smetti mai, ti sembra sempre poco. Stacchi la spina, cioè quando vai a ballare stacchi la spina completamente, quindi ti elimina lo stress, ti ricarica, anche se tu sei stanco, dici ma stasera mi sento stanco, che vado a fare così e colà, però io ho provato personalmente, sono andato e non me ne sono pentito mai, quindi già dico, qualsiasi cosa succede, stress, stanchezza e cose, io parto lo stesso, parto stanco e ritorno carico. Poi quando finisci di ballare, arrivi a casa, ti fai una bella doccia, appena metti la testa nel cuscino ti addormenta, l'indomani mattina ti senti un leone, cioè ti senti proprio carico per affrontare la giornata con entusiasmo, come se fosse sempre il primo giorno di lavoro, come se fosse sempre insomma fresco, e aiuta molto a non mollare e a essere più forti, ti rafforza il sistema immunitario, ti rafforza il fisico, fa anche da palestra, perché no, ti rassoda i muscoli e insomma funziona, sicuramente funziona, è una cosa positiva, cioè il ballo ti salva, la musica ti salva, ti toglie tutti i problemi.